Sesta corsa, il centrale di serata, una prova per buoni soggetti anziani in cui c'è un netto favorito nel numero 6 di Attic DL, cavallo classico. Dopo una stagione non propriamente ai suoi migliori livelli, trasferta in Francia, sicuramente che non ha sortito i risultati sperati. Si ritrova in questo contesto a un quinto. 1 Amore Stecca, 2 Stecca Dimar, 3 Jamaica Ferro, 4 Zero Gravity, 5 Dakota Winner, 6 Attic DL, in seconda fila 7 Attal, 8 Desio Joslan. Macchina che prende velocità, si ritrae Dakota Winner, che non partecipa alla fase iniziale. E allo stacco c'è il tentativo di Zero Gravity di scavalcare Jamaica Ferro. Quest'ultima prova a opporsi all'avversario, Attic DL in attesa degli eventi. Insiste Zero Gravity, si difende Jamaica Ferro che rientra all'avversario con l'ausilio della curva, si installa al comando dopo i primi 200 metri passati in 14,6. Si presenta Attic DL che chiede strada, la ottiene, ovviamente il netto favorito così è al comando senza aver speso praticamente nulla, i primi 400 in 29,4. Il figlio di Luke De Star, Illusion Optique, ha preso la testa sulla curva di sinistra, adesso modera il ritmo, rimane seconda Jamaica Ferro che precede a Stecca Dimar. A Zero Gravity è venuta malissimo perché è rimasto allo scoperto, poi via via gli altri, un po' di schermaglie anche nelle retrovie con la mossa da parte di Amore Stecca che si scopre e si porta vicino ad Attic DL che ha fatto addirittura 1-1-3 per i primi 800 metri, 32 per il secondo quarto. Non succede assolutamente nulla perché il netto favorito ha preso la testa e passa il primo chilometro in 1:16,7 con il portacolori della scuderia Usque che continua facile in avanti. C'è la mossa dal fondo del gruppo da parte di Desio Joslan che aggira gli avversari, cerca di portarsi sulla testa, 14,5 la retta di là, insiste in mezzo alla pista Desio Joslan che aggira Amore Stecca e si porta al lato di Jamaica Ferro. Tutto questo quando Attic DL ha iniziato ad aumentare i giri del motore all'ingresso della dirittura d'arrivo. Attic DL che allunga e si distacca facile vincitore, allievo di Manuel e Giuseppe Pistone, portacolori della scuderia Usque. Il lavoro di tutte le mattine di Rosario Livigni, il facile successo per Attic DL, 28,6 a chiudere, 1:14,8 il ragguaglio cronometrico, ripresentato ancora una volta al top dal team Pistone. Manuel in salchi e Giuseppe in cabina di regia. Attic DL vince al minimo dei giri una corsa che lo vedeva nettamente declassato, seconda è Jamaica Ferro, mentre per il terzo posto il 7 di Attalo brucia di dentro il 2 di Stecca Dimar.